secoli dei secoli. Amen. Il Signore vide Pietro e Andrea e li chiamò con sé. Ho creduto anche quando dicevo, sono troppo infelice. Ho detto con sgomento, ogni uomo è inganno. Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli. Io sono il tuo servo, Signore. Io sono tuo servo, figlio della tua ancella. Hai spezzato le mie catene. A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore. Adempierò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. Gloria al Padre e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore vide Pietro e Andrea e li chiamò con sé. Seguitemi, dice il Signore, farò di voi pescatori di uomini. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Allora si diceva tra i popoli, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Riconduce, Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime irà con giubilo. Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare vieni con giubilo, portando i suoi covoni. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Seguitemi, dice il Signore, farò di voi pescatori di uomini. Lasciarono i reti e subito seguirono il Signore. Benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. E Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per trovarci al suo cospetto, santi immacolati nell'amore. Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere. Allode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto. In Lui abbiamo la redenzione, mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Dio l'ha abbondantemente riversato su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere, il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del
come quelle della terra. Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lasciarono le reti e subito seguirono il Signore. E Cristo, che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere i fratelli compiere il ministero alla fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e dalla conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Annunziate tra i popoli le meraviglie del Signore. Annunziate tra i popoli le meraviglie del Signore. Proclamate in tutte le nazioni le meraviglie del Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Annunziate tra i popoli le meraviglie del Signore. Andrea, servo di Cristo, degno apostolo di Dio, fratello di Pietro e suo compagno nel martirio. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cosa e Padre l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Andrea, servo di Cristo, degno apostolo di Dio, fratello di Pietro e
suo compagno nel martirio, edificati sul fondamento degli apostoli per formare il Tempio vivo di Dio, preghiamo con fede. Ricordati, Signore, della tua Chiesa. Padre, tu hai voluto che gli apostoli fossero i primi testimoni e del Figlio tuo risorto. Concedi a noi di essere testimoni della sua resurrezione. Tu che hai mandato il tuo Figlio a portare il lieto annunzio ai poveri. Fa che il Vangelo sia predicato a tutti gli uomini. Tu che hai mandato il tuo Figlio per seminare nei solchi dell'umanità il seme della tua parola. Concedi una messe abbondante agli operai del Vangelo. Hai sacrificato il tuo Figlio per riconsegnare il mondo a te. Fa che tutti cooperiamo generosamente alla tua opera di riconciliazione e di pace. Hai custodito il Cristo Re dell'universo, innalzandolo accanto a te nella gloria. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Dio Onnipotente, esaudisci la nostra preghiera nella festa dell'Apostolo San Andrea. Egli che fu annunziato Re del Vangelo e Pastore della tua Chiesa, sia sempre nostro intercessore nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ergo o sacramento, bene lui, et anticum documento, novo cedatritui, prestet fides supplementum, sensum defectui, genitori genitoque, laudet jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo trestitis eis, Omne de declamentum insiaben, Doremus, Deus qui nobis ut sacramento mirabili passione sui memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sancta mysteria venerare, ut redemptione sui fructum in nobis sugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
contrahada ego in anima inimicorum eius. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo, benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Adoremus in eternum sanctissimum sacramentum. Laudate Dominum omnes gentes, laudate omnes populi, conia confermata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in eternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adoremus in eternum sanctissimum sacramentum.
Tota pulcra et Maria, tota pulcra et Maria, et macula originalis, non est in te, et macula originalis, non est in te. Tu gloria Jerusalem, tu Laetitia Israel, tu honorificentia popoli nostri, tu advocata peccatorum. O Maria, O Maria, Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora pro nobis, sede pro nobis, ad Dominum Iesum Christum. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. La Santa Messa per Claudio e Claudia. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensiero, parole, opere e missioni per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. Umilmente ti invochiamo, Signore, il Santo Apostolo Andrea, che fu annunziatore del Vangelo e guida per la tua Chiesa, sia presso di te, nostro perenne intercessore, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratello, se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno se non sono stati inviati? Come sta scritto: quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene. Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia: Signore, chi ha creduto dopo averci ascoltato? Dunque la fede viene dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Ora io dico, forse non hanno udito? Tutt'altro. Per tutta la terra è corsa la loro voce e fino agli estremi confini del mondo le loro parole. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Per tutta la terra si diffonde il loro annunzio. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Per tutta la terra si diffonde il loro annunzio. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Per tutta la terra si diffonde il loro annunzio. Alleluia, alleluia, alleluia. Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Dio, Padre misericordioso, ci ha edificati come tempio vivo dello Spirito
sul fondamento degli Apostoli, innalziamo le nostre invocazioni per tutta l'umanità. Diciamo insieme: rivela al mondo la tua salvezza, Signore. Rivela al mondo la tua salvezza. Per la Santa Chiesa, vivendo il Vangelo che annuncia, sia nel mondo il segno dell'amore gratuito e universale del Padre. Preghiamo. Per il Papa e i Vescovi, con la forza dello Spirito e la santità della vita, divengano modello del gregge. Preghiamo. Per gli evangelizzatori, i missionari, i catechisti, con franchezza apostolica portano a tutti gli uomini il lieto annuncio del Vangelo. Preghiamo. Rivela al mondo la tua salvezza, Signore. Per i neobattezzati, il germe della fede, seminato con larghezza nei cuori, cresca e fruttifichi in tutta la loro esistenza. Preghiamo. Al mondo la tua salvezza, Signore. Per le nostre comunità, siano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli, nella frazione del pane, nella preghiera e nella carità fraterna. Preghiamo. O Dio dei nostri padri, che hai stabilito gli Apostoli come colonna e fondamento della nuova Israele, suscita generosi messaggeri della tua salvezza e a coloro che hai scelto, dona il coraggio di abbandonare tutto per obbedire alla chiamata del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. 322. 322. Aurora che sole precedi, messaggera di salvezza, triste scende ormai la sera, il tuo popolo ti invoca. Salve pietosa, salve clemente, salve dolcissima Maria. Mare dai frutti nefasti, travolgente a noi sapienza, ma se appari alta santa, ti fa placido e sapienza. Salve pietosa, salve clemente, salve dolcissima Maria. Benigna riposi lo sguardo su chi piange, su chi spera, vincitrice del maligno, la tua mano su noi stendi. Salve pietosa, salve clemente, salve dolcissima Maria. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riserva le tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa. Dio Onnipotente, nella festa di Sant'Andrea portiamo questi doni al tuo altare, fa che offrendoli siamo a te graditi
e ricevendoli da te santifichi, otteniamo la vita per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio potente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi, sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costruito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo Dio Deo Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Veramente santo sei Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questo con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli consegnandosi volontariamente alla passione prese il pane, rese grazie, lo spezzolo dei suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, ed emissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. nella tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia e donaci di aver Padre la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Andrea, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ubbidiente alla parola del Salvatore e formato il suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, dell'attesa che si compia la beata speranza. E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno sulla potenza nella gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il segno di pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nos. Agnus Dei, cui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degni di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola io sarò salvo.
Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa. In verdissimi prati mi pasce, mi disseta in placide acque. Il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida, per amore del santo suo nome. Dietro lui mi sento sicuro. Forse andassi per valle oscura, non avrò da temer alcun male, perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo incastro. Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici, e di olio mi ungi il capo, il mio calice il colmo di grazia. Bonta e grazia mi sottocompagne, quanto dura il mio cammino. Io sarò nella casa di Dio lungo tutto il mirare dei giorni. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, innebriami. Acqua del tuo stato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. Buon Gesù ed esaltiscimi, dentro e due piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te, dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami e comanda che io vengo a te, affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Preghiamo. La comunione al tuo sacramento, Signore, ci fortifichi perché portando in noi i patimenti di Cristo sull'esempio del Santo Apostolo Andrea, possiamo vivere con Lui nella gloria per Cristo nostro Signore. Amen. Novena in preparazione per la solennità di Immacolata Concezione. O Giglio Immacolato di purità, Vergine Maria, ci congratuliamo con te che sin dal primo istante della tua concezione sei
stata arricchita di grazia e dell'uso perfetto di ragione. Ringraziamo ed adoriamo la Santissima Trinità che ti ha elargito doni sublimi e ci confondiamo dinanzi a te nel vederci così poveri di virtù. Tu che sei pienamente fossati ricolma di celeste grazia, fanne partecipe anche l'anima nostra e facci ricchi dei tesori del tuo immacolato concepimento. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Immacolata Concezione di Maria, prega per noi. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio contro le malvagità e l'insidia del demonio, capo supremo delle milizie celesti. Fai sprofondare nell'inferno, con la forza di Dio, Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen. San Michele Arcangelo, Prega per noi. il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace.